Senta, vorrei cominciare con un ricordo, una vignetta celebre di Giorgio Forattini di 19 anni fa, dicembre 77. Possiamo guardarla un momento? È la vignetta famosa di, eccola qua, guardi, se la ricorda? Sì, me la ricordo. Berlinguer che sta in occasione casa di una manifestazione nazionale a Roma dei metalmeccanici. Lei c'era alla manifestazione? Io stavo a Torino, ma la manifestazione era immensa. E Berlinguer che sta bevendo il tè con un atteggiamento molto inglese, anche leggendo l'Unità e tenendo Marx, cioè è un pochino infastidito, sorpreso in qualche modo. La vignetta decisamente parlava di un malessere di Berlinguer per quella manifestazione, che simboleggiava il dissenso del Partito Comunista che stava allora nel governo di Unità Nazionale, nella maggioranza dell'Unità Nazionale, contro quello sciopero che rompeva una tregua sociale, che manifestava l'autonomia dei lavoratori metalmeccanici e del sindacato metalmeccanici. Adesso devo dire la guardo con un qualche tristezza, perché insomma Berlinguer è stato poi l'uomo dei cancelli alla Fiat, della lotta sulla scala mobile. Devo dire che allora non la guardavo con questa pensosità e con questa tristezza. Anche lei era cancelli alla Fiat nell'80? Sì. Fu un errore? No. Cioè lei l'avrebbe occupata la Fiat? Cioè, di fatto la occupate? Noi non occupammo la Fiat, noi facemmo il presidio ai cancelli per impedire che la Fiat operasse la messa in cassa integrazione a 0 ore di decine di migliaia di lavoratori, rompendo così l'unità dei lavoratori. Se noi avessimo accettato sarebbe stata la fine, quindi era obbligatoria. Però poi questo determinò la marcia dei 40.000, la marcia silenziosa e di fatto un'inversione dei rapporti sindacali. Fu una grandissima battaglia. 35 giorni, la più lunga lotta operaia italiana, e in quella lotta ci fu un'intuizione straordinaria da parte di chi la combatté, cioè che stava cambiando il vento e che cominciava un vento di restaurazione e la guidava la Fiat di Romiti e di Agnelli. Se avessimo perso, avrebbe perso l'intero movimento operaio. Ma non l'avete determinato un po' anche voi quel vento? No, assolutamente. Andava combattuta. Noi scontammo allora un deficit strategico dell'intero movimento operaio, facemmo quello che potevamo fare lì. Ma era la sinistra italiana che era inadeguata. Secondo lei, D'Alema, sabato scorso, l'altro ieri, stava bevendo il tè mentre voi sfilavate, cioè questi canti, questi cori, che alle orecchie di D'Alema? Io credo che come dire, l'abbia sentita con preoccupazione, e mi dispiace però che l'abbia sentita con preoccupazione, l'avrebbe dovuto sentire come una forza persino per lui. Adesso le racconto una piccola cosa. Io stavo sistemando delle bottiglie di vino, quando a un certo punto nel silenzio del Lungotevere sento Bandiera Rossa. Faccio un salto, vado alla finestra e vedo l'inizio di questo corteo che è durato poi un'ora e mezzo, e poi alla fine anche lei ha letto Bandiera Rossa trionferà, il comunismo nella libertà. Che cosa le suggerisce questa parola che ha suscitato tante ansie e anche tante paure? Comunismo. Lei dice io sono comunista, che significa oggi? Beh, intanto significa in primo luogo avere la speranza e anche la volontà che la storia dell'umanità non finisca così, non finisca con i morti di fame nelle periferie del mondo, e non finisca neanche con queste generazioni che qui in questa Europa non sono sicure neppure più di poter lavorare nel futuro. Il comunismo è l'idea che questo mondo può essere superato. Queste sono speranze comuni anche a molti del mondo cattolico, insomma, no? Allora, ciascuno di noi ha decine di libri in casa sul comunismo. Io, preparandomi ad incontrarlo, ho detto ma che cos'è? Sono andato a vederlo sul vocabolario, sul vecchio devoto. Allora, comunismo, dottrina politica, economica e sociale fondata sulla proprietà non individuale ma comune dei beni esistenti e dei mezzi di produzione. Brutta definizione, preferisco quella di Marx. Forse se ne intendeva di più di comunismo, e diceva il comunismo è il movimento che abbatte l'ordine delle cose esistenti. Continuo a pensare che sia la migliore definizione che sia stata data di comunismo. È vero che lei sul comunismo ha ancora dei libri di Marx? Beh, li leggo sempre un po' imparando. Diceva un filosofo di economia italiano, tra i maggiori del dopoguerra, Claudio Napoleoni, che il mondo in fondo si divide in due, quelli che hanno capito Marx e quelli che no. E lei l'ha capito? Spero. Senta, la manifestazione di sabato è stata molto ordinata, però ogni tanto venivano fuori anche slogan come questi:
Fini Fini non è un segreto come Mussolini a Piazzale Loreto. Beh, davvero io credo che chiunque abbia visto questa manifestazione, lei l'ha vista, avrà visto il carattere festoso, gioioso, di grande senso di liberazione. Quando si manifesta in 200.000, in un'enormità così, ci può anche essere qualche slogan cupo, ma francamente è un tono tra milioni di toni che lo sovrastano, e quelli che lo sovrastano erano toni di liberazione. Abbiamo visto, adesso continuiamo a vedere qui le immagini di questa manifestazione e devo dire che era molto tempo che non si vedevano tante bandiere rosse. È vero che lei ha promesso di togliere la falce e il martello dal suo simbolo nel momento? No. È una calunnia questa? No, ma è una sciocchezza. Anche perché lei ha capito, ma forse qualcuno del pubblico no. Si era detto che l'onorevole Bertinotti, per non spaventare l'elettorato moderato, nel caso di un accordo con l'Ulivo avrebbe tolto prudentemente la falce e il martello, non si sa mai. Io immagino che questa stupidaggine sia stata indotta proprio da un'ignoranza che riguarda il modo con cui si vota in Italia. In Italia si vota, come si sa, con il sistema proporzionale per una fetta e con il sistema maggioritario per un'altra fetta più grande. Nel sistema proporzionale si presentano quelli che ritengono i partiti, e noi lì ci presentiamo con il nostro simbolo, che peraltro è così bello. E dall'altra parte invece nei collegi uninominali, così come l'altra volta, ci presentiamo anche questa volta sotto l'insegna dei progressisti. Quindi diciamo, l'idea è assolutamente strampalata. Aggiungo che quello è un io penso che sia molto bello questo simbolo. In ogni caso penso che bisogna avere memoria della propria storia. Le radici della propria storia sono la migliore alimentazione per pensare al futuro. Chi se ne distacca si inaridisce, non è incapace di progettare e di vedere il futuro. Senta, vogliamo parlare?